Desidero ringraziare il Ministro per la bella accoglienza e anche per questo incontro molto utile e molto importante per i nostri buoni rapporti futuri. È stato un incontro importante anche perché ci siamo scambiate opinioni su alcuni temi che riguardano i nostri due paesi e che interessano in particolare la regione Friuli Venezia Giulia, che ha tutto l'interesse ad aumentare in ogni contesto la collaborazione con la Repubblica di Slovenia. Ho voluto chiarire al Ministro, come ricordava anche lui, la posizione che ha anche la Regione rispetto ad alcune questioni importanti per l'Alto Adriatico, a partire dalle infrastrutture energetiche, a partire dai rigassificatori di cui tanto si è parlato. Ho espresso con chiarezza la nostra contrarietà, ricordando la lettera che ho inviato sia al governo italiano sia alla Commissione europea proprio per rappresentare la nostra posizione. È a mio parere un momento straordinariamente importante per i buoni rapporti tra i nostri due paesi e tra la regione Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Abbiamo grandi opportunità da cogliere e credo anche che quello che è accaduto nei nostri due paesi e anche questo rinnovamento che c'è nella politica comune sia un segnale molto forte di due paesi che vogliono affrontare la crisi, superarla e uscire ancora più forti da questa situazione difficile. La cosa però che mi preme sottolineare è che oggi abbiamo in qualche modo detto che vogliamo farlo insieme, cioè che su alcuni temi molto importanti vogliamo creare le condizioni di una collaborazione. Sicuramente per tutti gli aspetti dell'economia, che ricordava anche il Ministro, il turismo, l'agroalimentare, l'agricoltura, le nostre imprese, ma anche su alcuni settori che ci vedono collaborare anche nel passato e che ora intendiamo rafforzare, come la cultura, e anche un tema che, come sapete, mi è particolarmente a cuore anche come delegata nella mia regione ad occuparmene, non solo delle relazioni internazionali che la regione Friuli Venezia Giulia intende offrire al proprio paese come strumento utile di dialogo in quest'area, ma anche il tema delle infrastrutture, in particolare della portualità dell'Alto Adriatico, che finalmente può raggiungere un obiettivo di sinergia che in passato forse è mancato. Quindi sono estremamente soddisfatta e oltre che onorata di questa accoglienza, direi veramente forse anche inaspettata per quanto è importante, e credo davvero che oggi abbiamo gettato le basi di una collaborazione molto forte che possiamo davvero realizzare attraverso alcuni strumenti che già esistono. Penso al GECT, che è uno strumento europeo che già abbiamo in comune, penso alle macro regioni che ricordava il Ministro, l'Adriatico-Ionica, la prossima regione alpina, che devono vederci protagonisti, ma penso anche che abbiamo un'opportunità in più di creare le condizioni di collaborazione su alcuni settori specifici, ad esempio la sanità transfrontaliera. Quindi oggi davvero abbiamo gettato le basi di un proficuo rapporto. Anche oggi è stata l'occasione per poter parlare della minoranza slovena anche come una delle opportunità che hanno i nostri due paesi per collaborare sempre di più e meglio, e avremo occasione di vederci anche a breve nella mia regione. Vorrei ringraziarla anche per questo. Per quanto riguarda la radio e televisione, noi abbiamo appena chiuso con la RAI italiana una convenzione importante che ha visto rafforzare in modo molto significativo le risorse messe dal governo italiano per la produzione che viene fatta a Trieste, che è uno dei centri di produzione piccolo ma che ha ancora la RAI sul proprio territorio, e vorremmo, utilizzando quei fondi e aumentando la nostra capacità di intervento anche come regione, garantire e assicurare la presenza appunto di programmi in lingua slovena e anche la possibilità di avere una maggiore collaborazione sul territorio rispetto ad alcune iniziative che possiamo anche
cercare di realizzare insieme nell'ottica di questa collaborazione. Per quanto riguarda il rigassificatore, noi abbiamo preso una posizione molto chiara come Regione Friuli Venezia Giulia, superando la posizione che in precedenza era stata data dall'amministrazione che mi ha preceduto, e abbiamo espresso il nostro parere contrario, ed io ho scritto non solo al governo italiano, ma come ricordavo prima anche alla Commissione europea, proprio perché ho inteso segnalare che non vi sono a nostro avviso le condizioni perché quell'opera possa essere ritenuta strategica dalla Commissione europea. Sulla base di una motivazione che ho condiviso anche con i ministri, e cioè il nostro Alto Adriatico è un mare che deve rafforzare la sua presenza per quanto riguarda i porti, i traffici e la capacità di intercettare questi traffici. Il rigassificatore rischia di essere incompatibile con questa scelta. Naturalmente noi siamo importanti ma non siamo sufficienti, e quindi abbiamo chiesto anche al Ministro di poter avere anche da parte della Slovenia una posizione chiara e netta di contrarietà da comunicare ovviamente non solo al governo italiano ma anche alla Commissione europea. Diciamo così, abbiamo convenuto sull'opportunità di creare le condizioni di un luogo fisico dove si possano incontrare i diversi paesi che si affacciano sull'Alto Adriatico, che, se ricordate, era una iniziativa a cui aveva già pensato il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando quando è stato in visita a Trieste, cioè quello di creare l'opportunità per i Ministri dell'Ambiente di Italia, Slovenia, Croazia, Austria di incontrarsi per dialogare su alcuni temi comuni. Io insisterò, solleciterò il Ministro sull'opportunità di muoversi in questa direzione. Per quanto riguarda l'incontro con il Ministro della Salute, abbiamo insieme all'assessore Telesca davvero fatto un incontro operativo estremamente interessante. Abbiamo convenuto che ci sono alcuni temi che richiedono un'accelerazione nella nostra collaborazione, in particolare la prossima entrata in vigore della direttiva europea sulla liberalizzazione delle cure, e anche la necessità per entrambi, cioè sia per la Repubblica di Slovenia sia per la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha a proprio carico tutto il servizio sanitario regionale, quindi agisce, diciamo, da interlocutore forte. Abbiamo entrambi la necessità di contenere le spese, mantenere alta la qualità del nostro sistema sanitario e razionalizzare quello che già esiste. Abbiamo le stesse idee sui rapporti che devono esserci tra ospedale e territorio, e abbiamo quindi convenuto su un incontro che si avvierà fin dai prossimi giorni. Ognuno di noi indicherà un referente, lo farà il Ministero della Salute sloveno, lo farà la Regione Friuli Venezia Giulia, che si incontreranno per ragionare su alcuni temi comuni, utilizzando uno strumento già esistente, il GECT Gorizia-Nova Gorizia, che ha dentro anche la parte sanità con una commissione che sta già lavorando, sia su alcuni temi, diciamo, più generali, a partire dai percorsi nascita fino a alcuni temi importanti. Insomma, abbiamo convenuto che ciascuno di noi ha delle eccellenze che possiamo mettere in comune e ha la necessità di razionalizzare un patrimonio già importante. E mi pare che, insomma, sia un inizio assolutamente promettente.